Decoro urbano e riduzione dei rifiuti, un'interessante iniziativa che si svolge qui a Grotte, dove partecipate anche voi del lato GESA Agrigento 2. Qual è la situazione in atto che state focalizzando? Allora, abbiamo accettato l'invito da parte del Comune di Grotte degli ordini degli ingegneri, degli architetti, degli agronomi per affrontare questa tematica dell'avvio del sistema di raccolta porta a porta in tutti i rifiuti, in tutti i comuni della provincia di Agrigento, in particolare per quanto riguarda l'ambito territoriale AG4 che è la SRR ex GESA ed ex Dedal'Ambiente, quindi sono 26 comuni che stanno iniziando la raccolta differenziata. Il tema che mi è stato imposto era quello della progettazione dei centri comunali di raccolta. Noi pensiamo che debbano essere realizzati in tutti i comuni almeno un centro comunale di raccolta dove poter conferire i rifiuti che provengono dal porta a porta sia da parte delle imprese che fanno la raccolta sia da parte dei singoli cittadini che trovano un posto organizzato dove poter portare i rifiuti di tipo secco così come anche i rifiuti di tipo come il RA, quindi frigoriferi, computers e tutto quello che sono rifiuti elettrici ed elettronici. Quindi il tema della progettazione di questi impianti che ha coinvolto gli ingegneri, gli architetti, i geologi che sono presenti qui in sala questa sera è un tema interessante che riguarda quindi la previsione adeguata, quindi in ambienti adeguati dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista della distanza accettabile dal centro urbano al fine di consentire un veloce raggiungimento di questi luoghi. Abbiamo tra gli esempi di centri comunali di raccolta realizzati quelli di Raffadali, quelli di Siculiana, San Giovanni e Cammarata, Racalmuto ed altri che stanno per essere realizzati. Antonino Lobrutto in rappresentanza della Regione Siciliana a questo interessante convegno dove si parla appunto di differenziata in un contesto che lo vede la settimana europea della riduzione dei rifiuti. Sì, questa iniziativa fortemente voluta dall'Ufficio Speciale Monitoraggio della Differenziata in Sicilia, il nostro direttore, l'ingegnere Cocina, ha un po' dato l'input per far stimolare questa iniziativa presso i comuni e sono stati molto accorti Laro, Grotte e Castrofilippo a cogliere l'iniziativa. La riduzione dei rifiuti è una giornata molto importante perché si sta prendendo coscienza non più del rifiuto ma della risorsa che dai rifiuti si può tirare fuori. Possiamo parlare oggi qui presenti con la Comieco di carta e cartone, c'è la società Ecoface che già è una società sul territorio dove raccoglie plastica e alluminio, dove si fa la selezione, si fa la prestatura, quindi strutture come queste ben vengano perché proprio adesso ne abbiamo proprio di bisogno. Ecco, l'Aro di Grotte e Castrofilippo, nuovo soggetto che raccoglie rifiuti, come sta andando l'esperimento? Sì, bisogna dire che veramente i risultati sono ottimi, abbiamo raggiunto nel mese di settembre la percentuale quasi del 70%, il 69,5%, anche Castrofilippo ha superato la percentuale del 70%, che è veramente un risultato che è di grande soddisfazione sia per l'amministrazione comunale che per tutta la comunità locale, perché è un segnale veramente di impegno da parte di tutti per ridurre la produzione del rifiuto indifferenziato e quindi questo ci consente di avere un ambiente migliore sotto l'aspetto anche del decoro urbano e della tutela dell'ambiente.